Cari compagni di viaggio, buongiorno. Domani partiremo per un posto un po' particolare, non il solito viaggio in strada, ma un po' di fuoristrada perché volevo provare un percorso che è da tanti anni che volevo fare e voglio vedere se ci si arriva in moto, se è pericoloso, com'è il paesaggio. Boh, domani vediamo come può essere. Qui durante la stagione ci sono gli attraversamenti rospi con i percorsi obbligati per fare passare questi anfibi, e qui sulla destra siamo sulle sorgenti del fiume Livenza. Qui c'è la sorgente. Qui sotto c'è una diga che comunque è tutto a secco, è inutile, non si genera energia qua. Questo tratto di strada è tutto un destra-sinistra, sembra un circuito per scaldare le gomme per poi andare in pista. Siamo arrivati a Maniago. Questo paese è sempre stato famoso per le acciaierie e le produzioni di coltelli e forbici, ma adesso mi sa che anche loro comprano in Cina. Adesso attraversiamo il fiume Meduna. Questo tratto è molto bello. Un pochino di acqua c'è. Forse è in secca anche oggi, si vede un dirupo e basta, ce n'è pochissima acqua. Difatti il lago è molto basso. Qua su sicuramente si vedranno le case di 200-300 anni fa passare fuori dalla poca acqua che c'è rimasta. Io che ho quasi 50 anni non l'ho mai visto così basso, e ci venivo su col motorino, col ciao da queste parti. Ovviamente un ciao preparato, non originale. Laggiù davanti ai nostri occhi c'è il passo Rest, speriamo sia pulito. Adesso questa sembra una statale rispetto al resto del passo, e adesso incomincia il passo. Anche se qualcuno dice perché fai questi tornanti in prima, potresti farli in seconda, ma mi trovo meglio così. È molto stretta come strada e preferisco avere la moto un po' più agile. Passo Rest, e c'è passato qualcuno. Non si leggono più i metri dove sono. 1052. Adesso attraversiamo il fiume Tagliamento e lo costeggiamo fino ad Ampezzo. Adesso stiamo andando in salita verso Mione. Non so dove stiamo andando, ma mi sembra già abbastanza bruttina come strada. Ha detto che era asfaltata, ma non è proprio una super strada. Cazzo che tornanti. Sta cavando i bracci qua in due su una strada così.
Cacchio se tira sta strada. Sembrano aquile quasi. Sì. Non sono un uccellologo, ma sì, è un'aquila. Sì, sì. No, sono vecchi, non sono reali, hanno i capelli bianchi. Cacchio, dove stiamo arrivando? Sauris? Ja, Sauris, yes. Is good the street? Ja, ja, super. Ja, Guarda dove cazzo siamo arrivati. Bellissimo. Sono sudato come un alligatore messo al sole. E qua dove? No. Buongiorno, Sauris? Di qua? Grazie. Buon appetito, grazie. Sì, beh, se viene su a piedi l'appetito non manca. non manca, andato sempre su a piedi ogni volta. Siamo ancora in mezzo al bosco, ma speriamo che questa sia la strada giusta per arrivare a Sauris. Giù, 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 giù. Provo a partire da qua da solo. Siamo quasi dalla civiltà. Civiltà! Quasi. Di gente. Ecco, facciamo un menù degustazione di prosciutto e poi andiamo verso Bibano Centro.
lago di Sauris, è bello in secca, ma ce n'è ancora un po' di acqua, dai. Guarda che bel colore. Questo qui è il lago di Sauris. Adesso stiamo percorrendo il passo Pura, visto che stradine di montagna oggi stiamo facendo delle scorpacciate. Benvenuti sul passo Pura, anche la banda ad accoglierci. Lorenzago di Cadore. Siamo tornati in Veneto, prendiamo la strada Cavallera, si chiamava una volta, la strada statale 51 Alemagna. Siamo all'assidua ricerca di un'onteria per integrare il tasso di colesterolo nel sangue che sta andando giù. Siamo al lago di Santa Croce in direzione Sella Padalto. Adesso ci fermiamo in un'onteria storica per i motociclisti della zona. Qui c'è una panoramica del lago di Santa Croce dalla terrazza del bar al Bolognese. La Paola si sta già ubriacando con la lemon soda Al mojito. al mojito.